Una giunta provinciale qui allo stabilimento dell'Italcementi per portare solidarietà, ma soprattutto per portare un contributo concreto e serio. Oggi una serie di proposte partendo da quella più clamorosa e plateale, quella della tenda da allestire eventualmente qui per poter dare una cassa di risonanza, una eco a livello nazionale di questa manifestazione che rischia di rimanere isolata all'interno dei confini provinciali o al massimo regionali. No, solidarietà no, perché noi non vogliamo unirci al coro di pietismo e di commiserazione. Contributo invece sì, perché vogliamo dare un contributo perché la protesta legittima di questi dipendenti esca fuori dai confini della provincia di Agrigento e investa i tavoli importanti del governo nazionale, il quale governo nazionale deve tenere presente che la recessione che stiamo vivendo non si può risolvere soltanto mettendo le tasse anche sull'aria che respiriamo, ma deve creare le condizioni di un programma di risanamento e di riforme che ancora questo governo non ha assolutamente attuato. E siccome gli incentivi ci sono, quando loro vogliono li trovano. Ricordo che qualche mese fa si sono trovati 400 milioni di euro per i cassaintegrati del nord, non si sono invece trovati i soldi per i precari della Sicilia e non si trovano i soldi per mantenere vive le imprese e le industrie che chiudono, cioè in una terra in cui oggi si legge palesemente che aumenta la disoccupazione giovanile in Sicilia, che diminuiscono i consumi delle famiglie, laddove c'è il lavoro cosa si fa? Si caccia via l'operaio, il dipendente. Mi sembra paradossale. Presidente, se mercoledì sera da Roma non dovessero arrivare segnali concreti e positivi, lei e la sua giunta pronti per dormire qui nello stabilimento? Noi abbiamo stabilito con questa giunta oggi di dare un contributo economico ai dipendenti, quali sono pure carichi degli acquisti di prima necessità, credo l'acqua, penso all'acqua, penso ai panini, e sono senza stipendio perché il giorno di sciopero non glielo paga nessuno, quindi c'è un grave peso sulle loro teste. Allora vogliamo darci un contributo economico anche per questa cosa, ma il contributo lo daremo perché istituzionalizzeremo questa protesta venendo qui all'Italcementi, coricandoci qui e protestando insieme a loro, facendo in modo che la notizia vada oltre i confini della Sicilia e investa i signori politici e deputati che si trovano lì a Roma e che preferiscono forse godersi il sole romano e non le fatiche siciliane.